Una delle operazioni militari più imponenti della storia, nome in codice Overlord. 156.000 soldati alleati, 7.000 unità navali, 2.000 carri armati, 7.000 aeroplani, 24.000 paracadutisti. I veterani tornano sui luoghi di quell'impresa straordinaria. Tom Rice, 97 anni, ripete lo stesso lancio di allora. Beautiful jump, beautiful flight. 5 le spiagge della Normandia scelte per sbarcare le truppe anglo-americane e canadesi al comando del generale Eisenhower. Ma ci vorranno altri 2 mesi di combattimenti prima che i tedeschi inizino la ritirata. Sulle spiagge francesi restano 10.500 morti alleati e altrettanti tedeschi. Oggi siamo qui grazie al coraggio dei miei compagni che hanno combattuto su questa spiaggia e qui sono caduti. Frank DeVita ha partecipato alla prima ondata dello sbarco. Quasi tutti i suoi compagni sono morti sotto il fuoco dell'artiglieria tedesca. Eravamo ragazzi di 18-20 anni, eravamo troppo giovani per guidare, troppo giovani per votare, ma non eravamo troppo giovani per morire.